Eccoci qua, ben ritrovati, ben arrivato anche, ci fa molto piacere il nostro ospite, ben ritrovato Riccardo Zanchetta, presidente FIDA, vendita al dettaglio alimentare, le botteghe storiche di Confcommercio Veneto, ben arrivato. Grazie, buongiorno. Parliamo di un argomento molto interessante secondo me, perché c'è alla base una ricerca che è stata condotta sul territorio a livello nazionale, tra l'altro. A livello nazionale, esattamente. Poi è stata coniugata a livello territoriale su come evolvono e devono evolvere i negozi per continuare ad esistere, ad essere competitivi, a richiamare anche il ricambio generazionale, quindi i giovani talenti che possono dedicarsi a queste attività che sono estremamente importanti, socialmente utili, anche remunerative se fatte in un certo modo, quindi il guizzo del giovane è fondamentale. Alla luce però del cambiamento dei gusti, delle abitudini che sono mutate dei consumatori e della grande attenzione che viene riposta da tutti quanti noi alla salute. Certamente. Allora, non tocchiamo la GDO che esiste, c'è, soddisfa un determinato tipo di esigenze, però esistono anche i negozi. Parlavamo prima fuori onda con lei Presidente che per esempio lei ha un negozio, un caseificio, produzione formaggi, casearia. Ed è il classico esempio come le macellerie, ma le panetterie, dove effettivamente la consulenza, l'esperienza, il fatto che sia una cosa territoriale diventa strategico e importante. Allora, prima di cominciare a entrare nel merito, ci racconti un attimo di questa ricerca che tra l'altro ci doveva essere ma non c'è, ma lei sopperisce benissimo, il relatore di questa ricerca è il dottor Pierluigi Ascani del Format Research, quindi è fatta in collaborazione con loro, ma lei sa tutto. Cercherò, se non altro di essere chiaro nel messaggio che cercherò di lanciare, perché Format Research è un'azienda di ricerca di mercato. Ha formulato tramite il dottor Ascani, che è il suo Deus Ex Machina, una bellissima ricerca che verrà presentata lunedì prossimo a Mestre in un convegno, neanche un convegno esattamente, una tavola rotonda intitolata Il negozio del futuro. Come mai vi è venuto in mente di commissionare questa ricerca? Allora, sicuramente volevamo capire esattamente le nuove abitudini alimentari dei nostri italiani. Questa ricerca è basata su 1000 persone intervistate, metà maschi, metà femmine, dal nord al sud Italia. Età mista? Anche questa con tutte le fasce d'età e addirittura, tramite un certo modo che è stata fatta la ricerca, ma non sarebbe competenza mia, ma comunque addirittura valutando con una domanda ad hoc che chi ha voluto rispondere ha risposto nelle varie fasce di reddito. Certo, che è importante. È importantissimo, sì. Perché condiziona tanto la scelta alimentare. E perché il negozio del futuro? Perché se cercheremo e faremo sempre di più attenzione nelle botteghe di essere noi degli influencer, senza portare via il lavoro ad altri, ma degli influencer del cibo, dentro le nostre attività, dietro i nostri banconi. Perché essere influencer oggi vuol dire raccontare quello che noi conosciamo sul cibo. Se lei va da un macellaio, le saprà sicuramente dire i tagli migliori, perché anche costano eventualmente di più, e tutte quelle necessità che il consumatore ha bisogno. Sembra scontato, però il macellaio te lo racconta quello che vende. Faccio l'esempio del macellaio, ma nel mio direttivo ho un fruttivendolo che quando gli chiedi una pera ti dice io ne ho 7 di pere e se hai il tempo lui te le descrive. Questo è bellissimo perché non solo vieni accontentato in quello che è l'aspetto gustativo, ma magari sull'aspetto della carne, che può essere un alimento importantissimo, ma questo poi si ripete in tutto, è anche una conoscenza che la persona accumula. Per carità, abbiamo Google, abbiamo tutti i mezzi di informazione, però con falsa modestia vorrei dire che i veri portatori della conoscenza del cibo siamo noi bottegai, che conosciamo l'intimo del cibo. I ristoratori sono bravissimi nel proporre, sicuramente chi lo produce altrettanto, ci siamo anche noi che lo commercializziamo, lo raccontiamo e lo valorizziamo.
Da questa ricerca che cosa è emerso che a lei ha colpito in modo particolare, che si aspettava, aveva già intuito, sapeva o non sapeva, che però portiamo a conoscenza dei nostri telespettatori, e così magari si confrontano su... Più che altro vengono certificate tante cose che sentiamo dire. Per esempio, purtroppo la cronaca è piena di elementi di Maranza, queste situazioni. In realtà i giovani, parlo dei giovani, usano meno bevande alcoliche e c'è un aumento delle bevande, chiaramente da snack, da aperitivo, dealcolizzate. La birra senza alcol è in crescita nelle vendite e questo Infatti questo è oggetto anche di studio da parte dei produttori di vino per abbassare l'indice di alcol, perché i giovani ricercano meno. Poi è per la patente o è per la salubrità personale, anche questo poi è fonte di. Però, quindi attenzione alla salute. Un'attenzione alla salute. Beh, sicuramente le nuove generazioni mangiano meno a livello quantitativo e se possono mangiano meglio. Questo è pacifico. Lo vedo io in negozio, ma ne parlo qui con i colleghi. È fantastico vedere generazioni giovani di ragazzi, soprattutto anche donne, che felicemente vengono a chiederci e a voler far bene il loro lavoro. Cioè come? In che senso? Praticamente loro desiderano sapere cosa mangiano. Noi abbiamo una richiesta importante, ma da dove arriva il latte? Dove lo raccogliete? Come lo fate? Perché ricevono informazioni anche sul web? Sono le bestie che vengono macellate o il pollo che vendete piuttosto che... E queste sono informazioni che naturalmente chi è in persona riesce a dare, le racconta, naturalmente con debita informazione. Poi sarà il consumatore con la sua attenzione a valutare se il bottegaio ha fatto bene o meno la sua descrizione. Ma quindi il livello socioculturale è un po' più alto? Assolutamente sì, lo riscontriamo. Beh, abbiamo una culturizzazione delle persone che si eleva anno dopo anno e la notiamo anche noi. Infatti i negozi nostri, le nostre botteghe non soffrono la crisi. Non abbiamo la scarsità dei clienti. Perché voi attirate già una clientela di un certo tipo. Di un certo tipo che desidera magari mangiare... chi ha meno disponibilità, una cultura diversa, per forza di cose è costretto a desidera mangiare il pane fresco, realmente fresco, e così via. Questo è quello che riscontriamo. Poi purtroppo dobbiamo anche fare i conti con le chiusure delle botteghe e poi ne parleremo. Però se torniamo alla ricerca... Sì. C'è un dato importantissimo che mi fa piacere buttarlo lì, perché c'è una domanda in cui si chiede ma qual è l'elemento principale per cui compri un alimento rispetto a un altro? E da qui risulta che il primo posto è sempre lo stesso, che per noi italiani è fondamentale, il gusto. Lo compro perché mi piace e questo è nostro. Il secondo posto è perché, come indica in questa ricerca, il prodotto salutistico. Io lo chiamo anche prodotto funzionale, cioè il cibo che ha una funzione positiva nell'organismo, o perlomeno un prodotto fresco, un prodotto di qualità. Al terzo posto l'elemento prezzo. E questo è, diciamo, una news importante, dove sicuramente ci sarà l'attenzione, perché non tutti e le tasche sono variate naturalmente, ma l'elemento prezzo di fronte alla scelta di un cibo è al terzo posto, questo risulta da questa ricerca. Cosa che non c'era tempo addietro, non compariva invece adesso e quindi diventa rilevante. E come rispondete quindi a questo terzo aspetto, per esempio, al fatto che comunque è indubbio, nelle botteghe il prezzo è più alto, a volte a parità di prodotto? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che non è vero... Che voi avete spese maggiori, per carità, questo è vero. Sì, allora ogni bottega, ricordiamoci, è un unicum. Qualche volta è anche associata a qualche gruppo d'acquisto, ma questo vale per avere un prezzo coerente che se vendi la pasta o l'olio. Poi in realtà il bancone del fresco, che è quello che è il focus della bottega, se andiamo a guardare esattamente, non c'è tanta differenza se volessimo fare qualche tipo di confronto. Dopo, per carità, se vogliamo confrontare tanto i formaggi come la carne, che magari sono italiani, perché questo è importante, che si veda anche l'origine del prodotto, come sentivo anche stamattina che si parlava adesso col maltempo, le pere e le mele hanno avuto dei danni, e questo porterà a una scarsità di mercato dove i prodotti italiani saliranno di prezzo e arriveranno gli esteri. Sì, e saranno consumi per scelta. Di queste dinamiche siamo pieni.
Allora poi la scelta anche del consumatore è vedere se vuole prendere un prodotto con origine importante o con origine estera, voglio dire. Ma questo non è il solito discorso per salvare in curva. Il negozio vende un prodotto che è di qualità, prende e vende quello che chiede il consumatore. Se vende un prosciutto cotto che non viene apprezzato per qualche motivo, cambia e prende un altro tipo di prosciutto cotto e così via, cioè cerca di essere aderente a quello che chiede il tipo di clientela che in quel negozio si reca. Certo. Questo è importante perché effettivamente il negoziante cercherà sempre di essere vicino alle esigenze del consumatore. Certo, ecco, in questo modo diciamo che le botteghe diventano luoghi anche un po' elitari, insomma, perché per una serie di situazioni. Ma se voi faceste, come avviene in alcuni paesi, perché di fatto in alcuni paesi è già così, c'è la grande distribuzione, ci sono determinati cigliar discount, eccetera, quando vai nella bottega tu trovi un po' tipo in Francia, no? Le elite della gastronomia, quindi cosa che tu non trovi necessariamente nella grande distribuzione, e diventa svilente trovare una marca molto comune in quella bottega. Poi peraltro a prezzi molti più chiari della GDO, per cui diventa anche assurdo. Certo. Anche voi forse fare una trasformazione nel cercare sempre più di proporre cose molto particolari che non puoi trovare da altre parti, perché mettere una pasta comune svilisce il negozio, cioè certo. Lo dequalifica. Invece se io trovo la pasta però sempre molto di livello artigianale e so che le trovo solo in quei posti lì perché non ce n'è da altre parti, ti dà un certo tipo di immagine, anche faccio certo. l'esempio perché stiamo parlando di alimentazione, quindi è la stessa cosa, no? Lei ha toccato un tasto importantissimo perché naturalmente ogni bottega nel bene e nel meno bene è un unicum ed è gestita generalmente da una famiglia o da delle persone che ognuno è fatto al suo modo e chiaramente negli ultimi 30 anni dall'arrivo di quello che è stata un po' la rivoluzione del mercato, botteghe ne sono state chiuse a bizzeffe. Ogni paese ha perso tutto. Sì. Abbiamo paesotti, non dico paesoni grandi, ma paesotti completamente senza botteghe. Desertificati. Desertificazione, sì, purtroppo sì. Allora cosa succede? Che chi è rimasto ha cercato di formarsi, anche addirittura di essere produttore, perché quanti macellai si producono i loro salumi, la loro porchetta e così via, o per esempio dei gastronomi che si vanno a fare non più solo il pollo arrosto ma bensì una certa gamma di prodotti o addirittura delle vaschette da vendere fuori. Quindi le botteghe hanno avuto un'evoluzione certo. E ce ne sono di strutturate. Poi naturalmente quello che connota la bottega è di mantenersi un unicum, come dico esatto, sempre, infatti. Perché giustamente sono botteghe che cercano di essere un'alternativa nella propria zona di mercato. Questo è un po' un piccolo segreto che tutti sanno. In realtà qualche volta può succedere che trovi la pasta di grande marca in un panificio, però se vogliamo dirla tutta, quel pane che fa quel panificio è un pane che non fa nessun altro panificio, lo fa solo lui, cotto e fatto in quella maniera e ogni panificio è una storia diversa dall'altra se la valutiamo sotto... Però la normativa sull'igiene degli alimenti che voi conoscete benissimo, qui non è una colpa vostra, lo sto dicendo, la normativa tende da noi a appiattire tutto, perché lei stava dicendo il panificio, i poveri panifici una volta dietro a bottega avevano la panificazione che troviamo ancora in qualche realtà del sud Italia, forse qualcosina da noi ma pochissimo, ma nel sud Italia ancora tu senti il profumo del pane che viene dalla bottega certo. E quindi quel pane era fatto da quel panificatore ed era quello, cioè non lo trovi, da noi invece deve essere fatto tutto in una grande zona industriale dove lo fa Tizio Caio Sempronio, quindi il pane che trovi da lui lo trovi da un'altra parte e essendo in grandi dimensioni perde quel quid di particolarità. E questo, ma perché per le normative sull'igiene, come così con tante altre cose, certo. Perché mi raccontava proprio un signore che ha un caseificio, diceva io lo yogurt adesso mi trovo in difficoltà perché con tutte le normative che ci sono eccetera non posso più produrlo come potevo fare una volta e questo perde di gusto, di sapore. Sono d'accordo con lei
Si chiama massificazione, si chiama grande produzione e naturalmente standardizzazione. Ma questo abbassa la nostra qualità Non italiana. solo, ma snatura quello che per l'Italia è sempre stato un elemento distintivo. L'artigianalità. Lei ha citato la Francia, che perché la Francia sotto il livello alimentare è l'unica nazione che possiamo paragonare all'Italia. Anche la Spagna ormai, Spagna certamente, è ad altissimo livello. ma i ormai. paesi nordici tipo Germania, anche paesi ricchi, le botteghe già da tempo non ci sono più, non esistono, e sei standardizzato a prendere quel tipo di prodotto e così finisce. Per cui quello che vorrei dire, Cioè anche farsi forti in Europa, perché teniamoci strette queste realtà ancora, anche perché se parliamo di nuovo di giovani, sono delle belle opportunità dove una persona giovane può creare, essere autonoma e fare tipo il suo pane o avere la sua bottega col suo prodotto e avere la gioia e il piacere di proporlo, se non addirittura di produrre qualcosina dietro al bancone con le debite. Poi ma adesso riprendiamo questo discorso qua dei giovani, perché è molto importante anche come essere attrattivi, perché poi bisogna diventare, lei diceva stimolare con il web, eccetera, però bisogna essere attrattivi. Allora, pubblicità qualche secondo, ritorniamo insieme tra poco. Allora, abbiamo una telefonata, vediamo se c'è il telespettatore. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Signora Cognico, buongiorno a lei e al suo gentile ospite. Mi chiamo Maurizio e sono da Riviera del Brenta. Ogni tanto chiamo, tutto l'anno scorso. Vabbè, comunque vi dicevo che ascoltavo la trasmissione, molto interessante, e il suo ospite ha molto ragione, perfettamente ragione, ben venga quello che dice. E il problema è che anche il consumatore diventa esigente dove non deve esserlo. Ad esempio la frutta, molti vogliono la frutta d'inverno, no? Tipo l'anguria, l'uva, no. Ogni frutta ha le sue stagioni, anche il consumatore deve abituarsi non solo a prendere cibi di qualità, ma anche non essere esigenti dove non devono esserlo. Avere l'anguria d'inverno, avere l'uva d'inverno, quando non è la stagione, implica spostamenti logistici, più movimento, costi maggiori, bisogna abituare le persone a orientarsi a un cibo di qualità, ma non essere esigenti dove non devono esserlo. Chiaro. Poi un'altra cosa, il fatto di avere cibo di qualità può eliminare gli sprechi che ci sono non solo in Italia, perché un giornalista ha fatto un libro andando in giro per l'Europa, nonostante la crisi mondiale che viviamo, ci sono in tutta Europa sprechi alimentari. Come si fa per diminuire questo problema? Buona giornata a tutti. Grazie del suo intervento. Grazie. Il nostro telespettatore ha fatto due osservazioni molto interessanti. Da una parte la stagionalità del prodotto, e questo siete voi che potete insegnarlo, perché effettivamente si è ormai perso, cioè quando avete un cliente, se uno va alla GDO prende quello che trova e tira su, però se uno viene da voi e giustamente dice mi dà l'uva ed è gennaio, va detto guardi che non è stagione, io le consiglierei non so, un prodotto più stagionale che sia sempre accattivante, perché è ovvio che uno se vuole l'uva vuole lo sfizio, e spiegare il perché magari è stato conservato per principi nutritivi diversi eccetera, come anche la qualità del prodotto, cioè il risparmio, cioè non lo spreco alimentare. E anche quello forse dovreste essere sempre voi nel rapporto diretto che dite non lo so, conoscere meglio la persona. Nel rapporto col cliente, quando la persona, soprattutto chi è dietro al bancone, è educato, anche dire a uno ma cosa compri tu, l'uva o le fragole che arrivano dal Cile o dal Sudafrica che non sanno di niente, esatto, glielo fai osservare se hai quel tipo di rapporto. Poi naturalmente il cliente è sacro e non si può andare molto oltre. Ma forse anche insegnare ai bottegai a comunicare, a parlare, stare meno chiusi in se stessi, perché alcuni non parlano, devi interrogarli, come si conserva questa carne, la posso mettere in freezer? Queste sono domande assolutamente legittime, coerenti. Ma dovrebbero dirle? Guardi che, per carità, può capitare il bottegaio che non ha parola,
Però mia madre dice un detto: chi de bottega non sa far, bottega poi serar. Cosa significa? Che se uno ha l'attitudine a essere un bottegaio, certo, è piacevolmente introdotto nel mercato perché la gente lo apprezza, perché vedi anch'io la chiacchiera non mi manca. Se invece uno è timido, magari fa qualche altra mansione o non parla o è musone, può capitare di trovarlo, ma anche questo fa parte dell'unicità della bottega. Magari quel signore che magari parla poco, spiega poco, ha una selezione o una produzione di qualcosa di grandissima qualità, certo. E giustamente uno guarda più alla sostanza del prodotto che prende, o il pollo che magari viene descritto del posto da dove arriva addirittura. Sì, oppure magari così via. dire quella cosa in più, uno prende il pollo e dice: guardi, ho per esempio questa carne qui che è fantastica, che potrebbe provare, cioè dialogare con l'interlocutore. Il prezzo è il principale attenzionato, poi della stessa fascia di prezzo si cerca nell'etichetta il miglior prodotto più salutistico, tanto è vero che i prodotti che costano di più vengono acquistati solo in promozione, e questo lo dicono le aziende stesse. Lo confermo perché effettivamente tutti vorremmo permetterci il top di qualsiasi prodotto, ma chiaramente come qualsiasi scelta anche di un bene di altro genere, dopo uno guarda la sua tasca e qui non si può negare. In realtà un'attenzione va fatta, e quando si mette in prova assaggio, più che in promozione, ma in prova assaggio un determinato prodotto, si vede che il consumatore lo prova con piacere. Bravo, la prova assaggio è molto importante. Un altro messaggio: i negozi di prossimità, se si vogliono salvare dalla GDO, devono proporre prodotti esclusivi, marche particolari, altrimenti soccombe giusto quello che dice lei. Sono pienamente d'accordo, cioè il negozio si sta distinguendo sempre di più. Questa è un'evoluzione e una formazione che è già avvenuta negli ultimi 20 anni. Chiaramente dopo bisogna distinguere anche il negozietto della signora che fa un servizio di quartiere e che naturalmente cerca di tenere avanti più che può. Certo, sì. Ci sono anche negozi più evoluti, ci sono varie realtà, però chi ha fatto formazione, soprattutto se c'è la fortuna che entrano dei giovani, si vede il passo in avanti che fa il singolo negozio. Ecco, noi come Confcommercio lavoriamo moltissimo nella formazione. I corsi ci sono a tutti i livelli, provinciali, regionali, finanziati, e vediamo che sono frequentati. Solo che, a dirle il vero, il negozio ti porta via tanto tempo della giornata, e trovare il tempo del corso vuol dire che tu la tua mezza giornata di riposo la passi a fare un corso. Comunque sono frequentati e vengono fatti. Quindi non dico di avere pietà del negoziante, però sicuramente di capire che gli sta facendo la vita, perché dal lunedì al sabato i negozi di domenica si salvano, dal lunedì al sabato sono lì. Ecco, ma voi avete appunto negozi particolari di alimentari, quindi è un discorso diverso, ma i negozi non possono consorziarsi e diventare dei grandi centri di acquisto, così possono vendere agli stessi prezzi della GDO? Sì, è vero, concordo, esiste già qualcosa di questo. Noi come Confcommercio, proprio in questi mesi, stiamo lavorando per creare addirittura una community tra di noi, per scambiarci opinioni, conoscenze e collaborazioni. Addirittura per fare poi quello che proprio questo signore che ha mandato questo messaggio può portare. Dice: ma come non l'avete fatto prima d'ora? Beh, non è così facile, anche perché può valere per i prodotti di grande consumo, come si parlava prima. Poi non andiamo a perdere l'unicità di ogni singolo bottega, perché come dicevo prima, il panettiere, ma anche il fruttivendolo che va al mercato e sa cosa scegliere poi alla sua vendita, e così qualsiasi altro tipo di merceologia tradizionale, è bello vedere l'unicità di quella persona, di quell'azienda, di quella bottega. Sì. No, qui dicevano che la finalità era quella di abbattere un po' i prezzi per non renderli troppo elitari, perché poi alla fine molti chiudono perché non vendono. Io ho parlato con diversi che hanno chiuso, non ci stavano più dentro. Non ci stavano dentro, gli affitti sappiamo soprattutto nelle zone. Vendevano anche dei prodotti tipo banca, devi andare in banca per dopo la spesa, l'assegno, cioè veramente dei prodotti che ci sono, soprattutto frutta e verdura, hanno ormai dei prezzi pazzeschi. Se mi permette, non è che li regalano anche altrove. Sì, certo, per carità, però un po'. Non è che li regalano, perché i prezzi, se noi andiamo a fare veramente un confronto, se lei mi dice qualche punto percentuale può essere, ma non di molto.
E poi c'è anche la ricerca di quello che si vende, le ripeto, non voglio dire che gli altri vendono meno o più, però c'è una ricerca. Il bottegaio, a differenza di altri, se ti vendi una pesca o una mela che non era buona, Certo, sì, il vero. consumatore va lì e te la dà e ti dice cosa mi hai venduto. Ed è qualsiasi... Ed è cosa Nessuno vuole questo di noi. Cosa potrebbe essere la chiave di accesso ai giovani per far sì che poi diventino botteghe attrattive? Esatto, il nostro è un lavoro secolare, non di decenni ma di secoli. Noi siamo bottega, la nomino, anche se siamo abituati a dire negozio. Il negozio dove si negozia, il negozium. La bottega risale al Rinascimento, quando si andava a bottega. Cosa vuol dire? Che Artigianalità. chi voleva un bene, soprattutto degli artisti, perché si parla in quel caso di artisti, di scultori, di pittori, andava a bottega e il bene veniva venduto per il giusto valore che questo aveva e non veniva negoziato. E da lì il termine bottega ce l'abbiamo ancora oggi, dove le botteghe normalmente le offerte le fanno con difficoltà o non le fanno, perché il prodotto viene venduto al suo giusto valore. Per carità, si cerca anche di avere, ma non è che il bottegaio deve fare la speculazione, primo perché non riuscirebbe poi a rimanere nel mercato, come si diceva prima, ma soprattutto per distinguersi deve avere dei prodotti che di sua natura possono avere un valore un po' più elevato, soprattutto se sono italiani. Certo, esatto, perché diceva che nella ricerca il Made in Italy è un altro Ah, elemento. guardi, questo è un dato bellissimo, forse anche più eclatante. Attenzione al Made in Italy e il 95%, quindi la totalità, vogliamo dire, del Made in Italy come criterio di scelta dei prodotti freschi alimentari. Il 95%. Questo è Quindi si fantastico. va nella bottega perché si dice voglio prendere il prodotto del territorio e che sia di qualità, ma che sia, quindi la garanzia che sia proprio del Che sia territorio. nostro o comunque che sia raccontato e spiegato. Non è detto che debba essere sempre del territorio, No, però deve per essere carità, raccontato. ma Cioè. viene sicuramente portato all'attenzione del consumatore. Questo è un aspetto molto molto importante, Ma effettivamente, che fa assolutamente. la differenza. Vedere questo dato al 95%, ringrazio poi tutte le associazioni che hanno fatto per arrivare a questa attenzione che il consumatore oggi ha. Infatti. Poi una bella cosa che vorrei dire è che tutti questi piccoli laboratori, queste piccole realtà che in qualche maniera permettono la sopravvivenza, mi viene in mente i macellai che si producono i salumi, Certo. la loro porchetta e via. Certo. Abbiamo gli organi di controllo tipo ESL che collaborano, che non sono più un organo solo di repressione, ma come loro stessi di sono garanzia di di quello. prevenzione e di collaborazione. E questo è un passo in avanti che è stato fatto negli ultimi 10-15 anni, che ha permesso a molte attività nel piccolo di sopravvivere e di avere le loro piccole produzioni nella piena regolarità delle norme igieniche. Presidente, io la ringrazio, sempre chiacchierate molto interessante, una ricerca importante veramente. Grazie. Io vi ringrazio cari telespettatori di aver partecipato con i vostri messaggi, il telespettatore con la sua telefonata, perché sono sempre degli apporti significativi che arricchiscono insomma la conversazione, ma anche a voi naturalmente il contatto diretto con il pubblico è rilevante e la ricerca commissionata lo dimostra. Buon lavoro, vi aggiorneremo perché naturalmente noi seguiremo anche quando verrà aperta lunedì questa ricerca sostanzialmente ed esposta e quindi vi daremo ulteriori dettagli. Termino con una battuta, perché prima il signore che aveva chiamato parlava dello spreco alimentare. Beh, tante volte quello che si avanza la sera, che sia proprio frutta, verdura, lo yogurt che sta per scadere e così via, lo mangiamo noi. Ecco, meno male. Non è una battuta, è una realtà. Meno male. Grazie ancora, buon proseguimento, a presto.